Noi sosteniamo la sanità del Veneto, il problema grave è che ormai le condizioni dei lavoratori sono veramente difficili. Ormai tutti i miei colleghi dell'ospedale saltano i riposi, saltano le ferie, fanno i turni da 12 ore, la situazione è diventata difficilissima. Non si può chiamarli solamente eroi, ma sono veramente in prima linea, sono gli unici a sostenere questo carico da soli. Quindi siamo qua per vicinanza e per comunque far sentire la loro voce. Le criticità stanno venendo fuori e i vari tagli alla sanità fatti si dimostrano per quello che sono, ovvero distruttivi. Non è solamente l'ospedale che non funziona, quello di Schio o quello di Vicenza, è tutto il sistema sanitario che non funziona. I punti critici sono la mancanza, la cattiva distribuzione di risorse che hanno privilegiato appalti, ospedali in project financing, quindi hanno privatizzato di fatto la sanità, mentre invece servono medici, servono infermieri, servono operatori sociosanitari, serve personale. Il personale sono anni che lavora in emergenza e questa seconda ondata di Covid era prevedibilissima, quindi qualcuno deve rispondere ai cittadini.